della Meridiana. Sono qui per fare un saluto da parte appunto della nostra associazione. È una giornata veramente bella e buon divertimento a tutti voi. Complimenti a chi riceverà gli attestati e grazie veramente a quello che fate per la città, perché è veramente importante, è un presidio di cultura molto molto importante e bravi, complimenti, un applauso a tutti loro, grazie. Intanto cominciamo con il benvenuto che ci vogliono dare appunto l'architetto Alessandro Casareto, il presidente. Intanto ringrazio anche della vostra presenza. Abbiamo tra noi una persona molto importante per il clero genovese, lui è Modesto e non Don Matteo Pescetto, che è qua con noi. Abbiamo l'ingegnere Mario Menini, presidente internazionale dell'associazione Ingegneri del Mondo. E quindi un saluto anche dall'ALM. Grazie a tutti. Allora un attimo, sì, grazie. Noi siamo veramente onorati di essere qui, di far parte di questa meravigliosa iniziativa dell'Entel a cui noi ci associamo e a cui rendiamo onore in tutti i sensi, perché le pubblicizziamo sul nostro giornale che ho fatto fatica a distribuire perché è andato a ruba. Oggi è andato a ruba in tutto il mondo. Quindi l'associazione, stiamo organizzando delle iniziative bellissime. Abbiamo qui una protagonista, abbiamo dei protagonisti, facciamo una cosa su Govi, un podcast su Govi e poi altre iniziative di cui sentirete sicuramente parlare. Io auguro a tutti un buon pomeriggio. Abbiamo il primo attestato Entel. Punto qua, leggo semplicemente la motivazione. Allora, il decreto dirigenziale di assegnazione dell'attestato Entel 2025 al merito sociale e assistenziale è conferito alla OFTAL, cioè l'Opera Federativa Trasporti Ammalati all'URD, appunto, sezione genovese dell'Associazione Ecclesiale per l'accompagnamento di malati sofferenti e disabili all'URD e in altri luoghi di devozione mariana, specialista in carità. Allora, subito la parola. Grazie, vorrei dirlo anch'io personalmente alla nostra associazione, che ormai non ricordo da quanti anni mi vede come tormentante delegato arcivescovo. Già il cardinale Bagnasco questo mi chiese, il nostro arcivescovo, l'amato padre Tasca, mi ha confermato in questo incarico e in altre che riguardano sempre la salute qui a Genova, la disabilità e la terza età. L'Oftal per me personalmente, insieme alla mia parrocchia, è un po' la mia famiglia, che mi ha insegnato anzitutto la gioia di dedicare tempo, forze, insieme, non a chi è meno fortunato di noi, come a volte si suole dire, ma chi ci insegna spesso a vivere, a gioire. L'avvocato Paola Castrati, qui abbiamo qui Anna Maria Campello che vuole regalarci un momento di poesia. Sì, perché io... No, prima la Presidente. No, la Presidente, perché poi liberiamo. Grazie, è già stato detto tutto, quindi io voglio solo fare un ringraziamento particolare alla nostra carissima Anna Maria Campello e al maestro Calamano, perché tra le varie attività che abbiamo intrapreso nella nostra sede c'è quella del lunedì della poesia, che vede tanti disabili che partecipano attivamente, e questo grazie alla vostra sensibilità e alla vostra disponibilità. Quindi grazie, veniteci a trovare perché facciamo tante belle cose. Grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie, io vorrei dire che saranno non so 35 o 40 anni che collaboro con l'AFTAL e non è solo anziani, abbiamo avuto cura anche con i bimbi non vedenti, autistici, e vorrei dire almeno due parole alla mia cara amica Flavia, che è un pilastro
un po' dell'Hoftal. Con lei abbiamo fatto tantissime cose insieme e quindi sono emozionata veramente perché il mio cuore è nell'Hoftal da tanto tempo. Vi ho dedicato questa poesia. Volontariato, luce di speranza, come faro che illumina il mare, semina di bontà immensi prati di solidarietà e amore, mano di aiuto che porge sempre ai più deboli e infelici, stella di chi soffre nelle notti buie e non lo lascia solo con le sue paure. Abbiamo un'altra grandissima performance artistica da parte della nostra Bianca Podestà. Molto spesso nei nostri appuntamenti si sente e adesso vi allieterà appunto con la sua arte. Ora dobbiamo ringraziare la Madonna, che è la madre di tutti. E cosa c'è di più bello di cantare? Canterò l'Ave Maria del maestro Dodero senese. Meglio di cui ci sembra Campagna che ti sei in viso verde, qua luce secolare tanto ca, in questa pace l'anima si perde, e tore ciò che vita mi ha pregato. Ave Maria, alfada seglia, quando interrompa s'ascolta umano. Ave Maria, o che sincero e che ho pensiero. Ovviamente un'altra eccellenza ligure, questo gruppo storico che è molto spesso con noi negli eventi. Vi facciamo fare una sfilata, il gruppo storico Murderi. Vi facciamo sfilare così da poter ammirare veramente questa eccellenza di sartoria storica. Complimenti, che bello! Diamo la parola ad Alberto Falabrino perché grandissima protagonista di questa giornata è la Lanterna di Genova, quindi 9 secoli, il faro nel mondo. 9 secoli del faro nel mondo è fra 3 anni, perché la lanterna è stata costruita l'anno 1128, siamo nel 2025. Fra 3 anni sono 9 secoli. Scusate, sì, ancora meglio, questo sono 9 secoli, però abbiamo deciso di festeggiare adesso su un'idea della nostra Anna Maria Campello, perché diamo troppo poco significato al porto di Genova, che è il più importante porto del Mediterraneo. Il simbolo di Genova e della Liguria è la lanterna, il faro conosciuto in tutto il mondo, che svetta dalla linea del mare quasi 100 metri. Questa sua altezza non è un'altezza recente. Qua abbiamo tutta una serie di immagini, aspetta, faccio vedere la prossima. Questo qua è l'immagine più antica della lanterna, la vedete la piccola, questa qua. Sono 2 immagini del 400. La lanterna chiaramente era molto più antica, però voi sapete che prima di allora non si faceva il disegno diciamo paesaggistici, quindi abbiamo non c'erano i droni. Poi abbiamo potuto la serie, guardate l'importanza della lanterna che viene sempre rappresentata nel momento così dà vita a un'immagine di Genova. Tra l'altro abbiamo colto l'occasione perché questo evento è nell'ambito delle giornate europee del patrimonio e appunto il tema di questa edizione è appunto l'architettura come forma d'arte. E quindi insomma abbiamo colto l'occasione per avere questa protagonista, la lanterna, con Eliano Calamaro, che ovviamente oltre ad essere un grandissimo artista, violinista, è anche ambasciatore di Genova nel mondo.
con il prossimo attestato Entel, perché come sapete in tutti i nostri appuntamenti abbiamo diverse personalità che ricevono questo attestato. E in effetti in premessa occorre dire che l'attestato Entel al merito venne istituito a Genova il 16 dicembre del 2006, ricevendo l'assenso diretto del presidente nazionale Entel, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Antonio Di Matteo. Ovviamente le motivazioni dell'attestato: Entel, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Ente Nazionale Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, decreto dirigenziale di assegnazione, attestato Entel 2025 al merito artistico, culturale e musicale. Il conferimento dell'attestato d'onore a Andrea De Caro, architetto, urbanista, manager culturale. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Nato a Ravenna nel 1988, Andrea De Caro risiede e opera a Genova. A tutti gli effetti, l'intenso percorso universitario di Andrea De Caro gli consente di ottenere importantissimi risultati formativi in campo scientifico, sociale, culturale, del fundraising e della comunicazione. Questa poesia aveva partecipato a un concorso internazionale, insomma non vorrei peccare di modestia, comunque aveva vinto un premio internazionale ed è ancora affissa nel Museo della Lanterna. Questo lo dico con grande emozione e commozione, e quindi ringrazio sia i giurati e sia De Caro, perché era anche lui fra i giurati e appunto ha voluto esporla, è tuttora esposta e dovrebbe essere anche data ai visitatori in carta pergamena. Questo era il progetto. Un pulviscolo di lanterna, ti affacci sull'onda, quercia solitaria, antica e possente, sferzata dal vento, amato simbolo della grande Genova, icona luminosa, compagna della luna, magica lucciola, specchio del mare, conforti e commuovi emigranti e marinai, nell'abbraccio lucente come pianto di una madre che saluta i suoi figli. Allora, per il terzo attestato Entel legge le motivazioni presidente internazionale dell'Associazione dei Liguri nel mondo, e leggiamo quindi l'attestato per un grandissimo artista, direttore d'orchestra, maestro Matteo Bariani. Prima di tutto devo leggere questi titoli importanti: clarinettista, saxofonista, direttore d'orchestra, arrangiatore, docente, direttore artistico e musicale della Filarmonica Sestrese, a 180 anni della sua fondazione. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla commissione di cui è presidente l'architetto Casaretto. Nato a Genova nel 1979, Matteo Bariani risiede a Savona. La sua innata vocazione per la musica gli consente a soli 8 anni di iniziare lo studio del clarinetto. Insegna l'attestato il presidente Intel, architetto famosissimo Casaretto. Intanto sentirsi leggere il curriculum è particolare, perché è un'esperienza che normalmente si scrive e si dà in giro, no? Quindi niente, è molto emozionante. Io ringrazio tantissimo per questa giornata, per aver pensato a me, per la mia attività, perché credo che alla base di tutto ci sia chiaramente una grande passione, che è la prima cosa. Per noi musicisti e per noi artisti in generale
se manca quel fuoco ma non c'è questa passione non si riesce a raggiungere determinati livelli. Quindi questa è alla base di tutto. Innegabilmente ringrazio la mia famiglia che è qui presente, i miei genitori, i miei figli, mia moglie, perché comunque sia importante anche da parte dei genitori dare la possibilità di perseguire i propri sogni, e da parte della mia famiglia quella di sopportare le nostre strane, a volte no, modi di fare un po' eccentrici. Canto questa poesia alla nostra Sestri, posso dire alla nostra Sestri. Sestri dai tanti volti, con fabbriche, stabilimenti, oratori e chiese sparse. Sestri industriosa degli operai, delle sirene che si fondevano con i rintocchi delle campane. Cuore del cuore del suo cantiere, vanto e orgoglio sono le navi. Desena alle feta tre canti, Maria, qui guardi la scena passare. Ecco Becchino a parlare di sta bellissima sirena che fa luce da ben 9 secoli. Sta bellissima signora Domar alle nasceva in lontano 1122, poi corriva l'anno 1543 e o duce Andrea Centurione Pietrasanta la faceva riparare, perché alle stata da già in 1513 per l'invasione di francesi, i nostri cugini d'Oltralpe. A finanziare i travagli pure stato o va. Quindi Paolo Falabrino. Questa poesia, che in realtà era originariamente anche musicata, si chiama Il mare Med. Med è il mare Mediterraneo. Mare Med, liquido confinato, poco più grande di un lago salato. Di Stefano Pizzorno e Massimo Sanchez, intitolato Cosa vede la lanterna? A voi Stefano Pizzorno e Massimo Sanchez. Quindi abbiamo ancora come protagonista ovviamente la lanterna.
che potete trovare